Buongiorno, ciao a tutte e a tutti. Io porto un brevissimo saluto di Rifondazione Comunista del Veneto. Grazie a tutti, come sono stati chiamati, è un bellissimo termine, i corpi resistenti che hanno organizzato questa bella e unita piazza, che è il portato di tante battaglie, di tante lotte nelle quali ci siamo ritrovati in questi anni in Veneto. Sulla casa, sull'ambiente, sul territorio, sui beni comuni, sul lavoro e ultimamente per la cura, con quello che questa pandemia ha messo in evidenza delle mancanze del servizio pubblico e della cosa pubblica in Veneto e nel nostro paese. Vado a sottolineare che molto spesso queste battaglie sono state vincenti e noi dobbiamo perseverare, perché sia sulla casa, sia sull'ambiente, sia contro le grandi opere, sia, mi viene in mente in questo momento, sulle grandi navi, molto spesso il movimento e molto spesso la politica extra istituzionale, extra consigliare, extra parlamentare è riuscita a portare a casa qualche risultato in più delle opposizioni di facciata che si sono trovati dentro nel Consiglio regionale Veneto o nel Parlamento italiano e che sono rappresentate, perché poi è un gioco delle parti, in quei 20 personaggi che si trovano e che continuano nelle loro ricette dannose e nefaste, che sono alla fine alla mercé del capitalismo, alla mercé delle multinazionali. Ne sono gli zerbini più convinti da un punto di vista dello sfruttamento operaio, dal punto di vista dello sfruttamento delle condizioni di vita e di lavoro, dal punto di vista dello sfruttamento dell'ambiente estrattivo, dell'inquinamento, del modello di produzione. Ecco, noi abbiamo un grandissimo compito e lo dico con la massima apertura con la quale ci conoscete, con la quale ci siamo conosciuti nel campo in questi anni. Noi abbiamo il grande compito di costruire un'alternativa anticapitalista al modello di sviluppo, al modello di produzione, al modello di consumo. Abbiamo bisogno di far valere tutti i giorni il fatto che noi siamo in tanti e non lo siamo solo qui oggi, lo siamo molti di più nelle condizioni che ci troviamo a vivere giorno per giorno nei luoghi di lavoro che non sempre vengono corrisposte da una coscienza, non sempre i nostri colleghi, quelli che si trovano al nostro fianco, riusciamo a renderli pienamente consapevoli della situazione di sfruttamento, della situazione di oppressione nella quale si trovano. Ecco, io credo che sia necessario perseverare, forti delle nostre battaglie, forti delle nostre azioni unitarie, forti io credo di un lavoro comune che in Veneto i movimenti e parte della politica è riuscita a fare in questi anni, e dobbiamo continuare e far sì di mettere in evidenza sempre di più quello che questa pandemia ha disvelato, il carattere profondamente divisivo che il capitalismo sta portando nel mondo del lavoro oggi. Noi dobbiamo essere quelli che insieme riusciamo a unificare i lavoratori del pubblico, bistrattati, chiamati per un mese eroi e poi lasciati al loro destino. E dobbiamo unificare questi con l'opposto, con i precari, con i lavori saltuari, con i lavoratori dello spettacolo che si sono trovati senza lavoro rispetto a quelle che erano forse delle chiusure dovute, ma che la cosa pubblica doveva corrispondere in termini di sostentamento, in termini di reddito. Dobbiamo unificare i lavoratori alle vertenze ambientali per far sì che il ricatto occupazionale non sia più parte della narrazione, che il lavoro diventi l'essenzialità, la necessità, la corrispondenza di un reddito a prescindere anche a chi non lavora, ma che non sia assoggettato a queste forme di ricatto, per non doverci compromettere definitivamente quelli che sono i beni comuni, quello che è il sottosuolo, quello che è la qualità della vita, dell'aria, dell'acqua, come siamo stati nelle condizioni di evidenziare in questi anni con le battaglie sulla pedemontana, sui FAS e molto altro. Grazie ancora, buona giornata, buona manifestazione da parte di Rifondazione Comunista.